Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Magic the Gathering. Quest'oggi ritorneremo all'interno del single player perché è un bel po' di tempo che non facciamo un bel video al di sopra di quella modalità e ci ritroviamo a Ravnica, un mondo completamente ricoperto da un'unica città. Qui 10 antiche gilde lottano per il potere e il controllo, ognuna è alienata. Anzi, è allineata a due colori del mana. Benissimo. Allora, vediamo un po' cosa fare. È il mondo dei draghi, ragazzi. A quanto pare ritroviamo il primo avversario, Mana Turbinante. Supera questo incontro. Un incontro abbastanza avvincente, abbastanza facile per il nostro Sebulba, o almeno si spera. Con 19 carte sbloccate su 30 ce la potremmo fare. Le Lie Line qui crepitano di potere, permettendo la creazione di immensi monumenti di mana. Proprio quello che... Bene, ragazzi, eccoci all'interno del nostro campo di battaglia contro la nostra nuova avversaria che a quanto pare non è di una bellezza molto sopra la norma. Comunque diamo un'occhiatina alle nostre carte. Allora, non abbiamo molte carte montagna, quindi è meglio pescare una nuova mano. Ecco, peschiamo un altro po' anche mantenendo le 6 carte, perché abbiamo bisogno di molte carte montagna. Vi ricordo che le carte montagna sono la cosa fondamentale, ovvero l'oggetto fondamentale per portare avanti le nostre attività. A quanto pare il nostro avversario si è specializzato più su una tattica molto adiacente al mondo terreno, quindi si specializzerà su combattimenti corpo a corpo molto accentuati, quindi creature mastodontiche per quanto riguarda l'attacco e la difesa corpo a corpo, e dobbiamo farle fuori con l'astuzia e l'abilità. Ecco la prima carta montagna che viene messa a scontrarsi con la piccola forestina di Fangor che ha evocato il nostro avversario. Vediamo. Allora, ecco la Torre delle Nubi. Wow, sembra più un palazzo del Supremo di Dragon Ball. Guardate che figo quest'occhio, sembra fantastico. E praticamente entra nel campo di battaglia tappata. Aggiungi più una alla riserva di mana per ogni luogo sul campo di battaglia. Bene, ha un luogo solo per adesso. Comunque, il pinnacolo a spirale invece dispone dell'abilità velo, ovvero che le carte equipaggiate con essa non possono essere prese da bersaglio da parte di carte magia o incantesimi. E praticamente all'inizio del tuo mantenimento, se ci sono 100 più segnalini torre sul pinnacolo a spirale, vinci la partita. Addirittura, ragazzi, potentissima questa carta. Però dobbiamo stare molto attenti e soprattutto distruggere il nostro avversario con la forza. Ecco l'effetto, ragazzi, potete vedere che sono stati messi dei segnalini, a quanto pare un primo segnalino, e abbiamo 99 turni. Ecco un'altra torre delle nubi, a quanto pare il nostro avversario non evoca mostri, dobbiamo essere più di lui. Anzi no, muro di liane, difensore e raggiungere. Allora ragazzi, il difensore praticamente è in grado di non attaccare, diciamo così, e praticamente può raggiungere le creature che hanno l'abilità volare, però possiamo effettuare una bella mossa. La fiamme del tizzone ardente infliggono 3 danni suddivisi a tua scelta all'interno del campo di battaglia, quindi utilizziamola contro questa creatura, vediamo un po' se ci riusciamo. Ecco qui, anche il terzo danno per eliminarla, che è davvero molto ma molto stramba. Eccola qua, mandata al cimitero, benissimo. Allora, la partita si sta evolvendo un po' stranamente. Ecco che il nostro avversario continua a mettere delle carte segnalini sul suo, come possiamo dire, sulla sua carta vincente, e praticamente si baserà su questa tattica: rinfoltire la sua difesa con queste muro di liane per mandarci alla rovina ricoprendo questa carta con 100 segnalibri, però noi lo faremo fuori prima che arrivi la nostra fine. Allora, vediamo un po', evochiamo un'altra montagna. E cos'è questo Zenith del Sole Rosso? Infligge X danni a una creatura o a un giocatore bersaglio. Se una creatura a cui è stato inflitto il danno in questo modo sta per morire in questo turno, invece la rimescola lo Zenith nel grimorio del suo proprietario. Allora, vediamo. Io direi, ragazzi, di evocare la nostra Fenice anzi, prima utilizziamo lo Zenith del Sole Rosso in modo tale da utilizzare le nostre... anzi no, ragazzi, non possiamo farlo perché abbiamo poche carte mana, quindi evochiamo innanzitutto la nostra Fenice alla fiamma. Bene, e attendiamo quindi una nuova mossa del nostro avversario. Il combattimento non possiamo effettuarlo. Bene, lasciamo perdere il tutto. Allora, vediamo che cosa farà adesso il nostro avversario. Continua a mettere segnalibri. Ehi tu, levami quel cursore dalla faccia, mi stai dando davvero molto fastidio. Oh mio Dio, ragazzi, abbiamo sentito una voce abbastanza inquieta, e quando io sento queste voci che entrano all'interno del campo di battaglia, soprattutto in un contesto così magico, mi viene da pensare una sola cosa. A quanto pare, ragazzi, è uno spettro entrato all'interno del nostro campo di battaglia per farci fuori, o probabilmente sarà la ragazzina che sta parlando, però non gli attribuisco una voce così spettrale, anzi così mostruosa, con questo bel visino che si ritrova. Comunque, vediamo che cosa fare. Segui i miei consigli e vincerai la partita. Riesco a intravedere le carte del tuo avversario, quindi fai ciò che ti dico e vincerai la partita.
Oh mio Dio ragazzi, una manna dal cielo, ci è piovuto dal cielo una voce, io che volevo distruggerla. Praticamente abbiamo cancellato la chiamatina ai Ghostbuster, vediamo un po' che cosa fare. Innanzitutto siamo sostenuti da qualcuno. Allora, fatemi pensare ragazzi, allora ha detto che dobbiamo levargli il cursore dalla faccia. Il cursore, se non sbaglio, si ritrova... Oh ragazzi, sarà Sebulba, ci sarà uscito dalla lampada, il genio che ci aiuterà nelle partite di Magic. Vediamo un po' che cosa fare. Innanzitutto ha evocato un'altra foresta delle liane, quindi la furia di Chandra non ci sarà utile in questo momento. Sta evocando un vero e proprio muro di stronzetti, e quindi possiamo far fuori il nostro avversario nella maniera che più ci piace, soprattutto con la nostra furia di Chandra. Infliggiamo danno al giocatore in modo tale da ridurre i suoi punti di vita, e attacchiamolo anche con la nostra ragazzona. Probabilmente non ci raggiungerà perché... anzi no, ci raggiunge lo stesso, maledetto. Ah, e quindi si fa distruggere però non si fa infliggere i danni. Vediamo, ecco altri segnalini, quanti ne ha addosso? Oh Dio, già 21? Oh mio Dio ragazzi, la partita si sta complicando davvero molto. È un mazzo davvero molto particolare, ed ecco un'altra torre delle nubi. Stiamo molto attenti, qua in pochi turni termineremo la nostra vita. Tu nel cervello devi avere marmellata, quella non era un'ottima mossa, perderai la tua partita sicuramente. Che bell'incoraggiamento ragazzi, il nostro Sebulba continua a spezzarci le ali prima che iniziamo a volare. Possiamo però utilizzare lo sdegno di Chandra, che infligge 4 danni a una creatura bersaglio e 2 danni al controllore. No, ci serve qualcosa che spezzi le gambe al nostro avversario in maniera molto accentuata. Quindi lo Zenith del Sole Rosso gli infliggerà 5 danni ai suoi life points, chiamiamoli così. Quindi, anzi no, a una creatura oppure al giocatore. A una creatura o a un giocatore, bene. Utilizziamo 4 danni, 4, bene, al giocatore. Più la nostra Fenice che continuerà ad attaccare. Abbiamo quindi una sorta di partita a tempo ragazzi, perché non abbiamo quindi questa torre delle nubi che continua a infliggere danni al nostro piccolo Sebulba, perché con questi segnalibri possiamo perdere la partita. Bene, 12 punti, abbiamo ancora un bel po' di tempo, e ecco che mette nuovamente i segnalibri al di sopra della sua carta. Stiamo molto attenti ragazzi, ma mi domando, questo ragioniere da dove è venuto che continua a parlare? Bah, vediamo un po'. Date un'occhiata ragazzi intorno a voi, magari ho le allucinazioni, date un'occhiata dietro di voi, magari se siete sdraiati nel vostro lettino sotto le coperte, non so. Vedete se trovate qualcuno che parla. Comunque, ecco qua una nuova carta montagna all'interno della nostra collezione, il segno di Chandra, ma io direi di evocare l'ostilità ragazzi, in modo tale da infliggere danni rapidi e veloci. La ricorderete che cosa fa? Può attaccare immediatamente, e praticamente nel momento in cui viene distrutta può essere messa nel nostro grimorio. Questa è stata una mossa più stupida di te, e adesso perderai la partita perché, come puoi vedere, il nostro avversario ti farà fuori non ben che non si dica. Ragazzi, ma una vera allegria che continua a spruzzare dai pori questo fantastico Sebulba. Intanto vediamo un po' quanti segnalini, 41 segnalibri, segnalini, scusate, non so perché continuo a dire segnalibri. Ci ritroviamo a metà partita, vediamo cosa ci consigli di fare, amico mio? Meglio che sii te stesso e fai ciò che ti dice la mente. Cioè, queste frasi un po' bizzarre del nostro caro amico Sebulba non è che ci aiutino molto ragazzi, però evochiamo un'altra carta montagna mentre attendiamo. Lo sdegno di Chandra infligge 4 danni a una creatura bersaglio, quindi ce la leviamo dalle scatole, molto bene, e vediamo un po' se riusciamo a vincere. Ok, adesso possiamo... Ops, che caspita è successo? Vediamo un po', diamo un'occhiata. Maledizione, ecco bene, abbiamo evocato anche i 3 segnalini, perché come vi ricordo nel momento in cui infliggiamo un po' di danno evochiamo ovviamente i segnalini della nostra carta. 3 di attacco, 1 di difesa. Allora possiamo attaccare con tutta questa marmaglia di mostri. Speriamo che il nostro Sebulba sia felice del nostro operato. Ma mi scusi ragioniere, ma lei com'è arrivato all'interno di questo game? Cioè, chi l'ha fatta saltare fuori? Da dove è uscito? Questi sono affari che non ti riguardano, brutto stronzetto. Pensa a vincere la partita, altrimenti ti farò pilotare un cargo di merda di cavallo per il resto della tua vita. Altro che automobili in Formula 1 2011. Ma mi scusi, ma lei come fa a sapere di queste serie? Cioè, com'è così informato? Un ecellino mi ha riferito tutto. Oh mio Dio ragazzi, più informato di questo non ce ne sono. E comunque grazie a lei siamo riusciti a vincere la partita. Cioè, ma grazie a lei, ho fatto tutto io. Lei non c'entra niente, che vuole? Hai vinto grazie a me, brutto stronzetto. E cerca di non parlare così con colui che dispone più età di te.
Oh, mi scusi amico mio, però abbiamo vinto un'altra partita ragazzi e probabilmente con un ospite del tutto inaspettato, un ospite che ci ha fatto molto piacere sentirlo, soprattutto perché si è contrapposto alla nostra fantastica vocina e grazie a lui praticamente siamo riusciti a vincere, però non è che ci ha aiutato in maniera tattica, in maniera modulare, ci ha aiutato in maniera spirituale perché praticamente ci ha dato una sorta di bonus morale, una sorta di generale di Shogun e abbiamo sbloccato un'altra fiamma ustionante che già la disponiamo all'interno del nostro mazzo. E comunque ragazzi, spero che questo nuovo video di Magic vi sia piaciuto. Un saluto a tutti ragazzi, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.